L'immagine è un simbolo che mostra la fragilità dell'ambiente montano e dell'economia delle malghe. Sullo sfondo gli alberi abbattuti dalla tempesta dello scorso autunno. In primo piano invece alcune delle 45 pecore uccise 5 giorni fa. Bilancio aumentato perché molti capi feriti sono morti. Dalla sua malga l'allevatore ricorda che mai era avvenuta una predazione così grave nel territorio. C'è mai stato un attacco così, posso No, usare la strage, ecco, così no, no, nell'altopiano del questo è il più Dialogo? grosso che anche ho parlato con quella che va a prendere, sì, diciamo le bestie morte e ha detto mai visto una cosa del genere. Colpisce che la strage di pecore e di agnelli, solo parzialmente divorate dal branco di lupi, sia di queste proporzioni, ma c'è una spiegazione. Il problema è che non è che le ha prese per mangiarle, perché ne ha mangiato una, le altre sono tutte morte soffocate, le hanno prese per la gola e soffocate. Ecco, secondo lei quanti lupi potevano essere per fare una Ma cosa del genere? per una cosa del genere 4, 5, 6, però almeno dagli esperti che ho sentito, anche veterinari così che se ne intendono, hanno detto che stanno per insegnare ai piccoli a cacciare, è stato un gioco per loro, un insegnamento come fare a attaccare e prendere la preda. A questo punto l'economia delle malghe tra l'incudine del cambiamento climatico e il martello dei lupi non controllati è veramente a rischio, perché le malghe non si portano avanti con statistiche e con rimborsi, ma soprattutto con la passione. Dei miei capi ci sono affezionato, ci lavoro 365 giorni all'anno, giorno e notte, è più bello che hai un agnello, una capra, una capretta, che ti affezioni anche, gli dai anche un nome, arrivi a questi punti è meglio lasciar perdere, è meglio. Andrò, andrò da qualche politico a mangiare a casa sua